Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il giorno in cui terminerà l'esperienza amministrativa di Beppe Sala, sindaco di Milano, sarà sempre troppo tardi, perché il sindaco perde sempre un'occasione per esercitare quell'arte nobile che si chiama silenzio. Invece esterna su tutto, esterna sull'AIS, ovviamente dice che lui non si sente tranquillo perché in Italia stanno arrivando le squadracce dell'AIS alle Olimpiadi, cioè parliamo di pochi agenti nell'ordine delle unità che operano già presso sedi diplomatiche italiane che avranno operazioni di intelligence all'esclusivo servizio della delegazione americana. Ma AIS a parte ci ha tenuto nel suo esternare compulsivo a dire la sua, ovviamente, sul caso che tiene banco su tutti i giornali di oggi, l'uccisione del 28enne marocchino che si avvicinava a un posto di polizia minacciando un poliziotto in zona Rogoredo da parte appunto di un agente di polizia. È intervenuto a RTL ed era meglio non lo facesse. Virgolettati chiave di Beppe Sala: nessuno di noi può ergersi a giudice. Grazie, vabbè, questa è una ovvietà precotta. Attenzione, bisogna capire bene la dinamica e le responsabilità. Forse ci prende in giro, cioè Beppe Sala è l'unico che non ha capito ancora la dinamica di quello che è accaduto a Rogoredo. La dinamica è chiara a chiunque. C'era questi agenti che stavano facendo un controllo nell'ambito di un blitz antidroga in una zona franca dove la sicurezza dei milanesi è espropriata da bande di spacciatori. Su questo al massimo potrebbe meditare o esternare Beppe Sala. Questa persona si è avvicinata ai poliziotti minacciandoli, sventolando una pistola, una beretta in tutto e per tutto uguale alla beretta in dotazione alla polizia medesima. Il poliziotto in questione gli ha intimato di fermarsi, qualificandosi come poliziotto, come da regole di ingaggio. Lui è andato avanti, gli ha puntato quella che era a tutti gli effetti uguale a una pistola vera, gliel'ha puntata addosso. Il poliziotto ha sparato in un autoevidente, tautologico, limpido caso di legittima difesa nell'espletamento del proprio dovere. Cosa non ha capito Beppe Sala di quello che è successo? Concede bontà sua che il poliziotto che ha sparato non era uno di primo pelo, aveva esperienza, eppure queste cose succedono. Come dire, aveva esperienza, ma ciò nonostante non è che ha inciampato lui. Queste cose succedono perché esistono i criminali. Come dire, un'altra spiegazione ovvia, ma l'ovvietà non è di casa Sala. È chiaro che la droga continua a circolare ovunque. Noi abbiamo nel tempo liberato il famigerato boschetto di Rogoredo, e qui il collega di RTL doveva chiamare obiettivamente un'ambulanza nell'interesse di Beppe Sala medesimo, perché aveva, come dire, un temporaneo deficit delle sue facoltà cognitive, cioè ha avuto l'invidiabile sprezzo del ridicolo di affermare: noi abbiamo nel tempo liberato il famigerato boschetto di Rogoredo. Ora, non sapendo bene come commentare quest'uscita dadaista, rimandiamo il sindaco di Milano alla lettura di un reportage che c'era oggi sul giornale, che raccontava le voci dei milanesi che vivono lì in quella zona, che parlano di assedio quotidiano, di paura quotidiana, di consumatori di droga spettrali che si aggirano quotidianamente, spaccano vetri delle macchine per accumulare qualcosa per pagarsi l'ennesima dose, di bande di spacciatori che terrorizzano gli esercenti. Legga quella fotografia, perché sono milanesi anche loro, non solo quelli che legittimamente frequenta Beppe Sala nei suoi ricevimenti dentro la ZTL.
concede poi che serve più severità, e lo dico da uomo di sinistra, e questo è apprezzabile, bisogna essere onesti, e poi ribadisce però, per chiudere in bellezza, che non è favorevole allo scudo penale per gli agenti, che non è in agenda uno scudo penale tout court da stato di polizia. Questo chiunque lo volesse, chi vi parla si opporrebbe, no, da sincero e banale liberale. Quello che il governo pensa di portare avanti, speriamo porti avanti col decreto sicurezza, è la fine di una stortura, di un automatismo sghembo, quello per cui un agente, anche nella situazione di questo di Rogoredo, che è evidente a tutti, la cui dinamica non ha capito solo Beppe Sala, viene comunque indagato, iscritto nel registro a sua tutela, dicono adesso i Soloni. Beh, sarà a sua tutela nel quadro vigente, il quadro è sbagliato, perché serve una fase di accertamento preliminare se ci sono gli estremi minimi per indagarlo. Se no passa il messaggio che quest'uomo e quelli come lui non sono messi nelle condizioni, non solo economiche, ahimè, ma proprio fattuali, di fare il loro lavoro. In ogni caso, di una cosa siamo certi, l'unico nel mondo, direi, che non ha capito la dinamica, deve ancora lì interrogarsi, analizzarla, deve capirla bene, di quello che è successo a Milano, Rogoredo, è il sindaco di Milano. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto